direttore generale di questa regione, l'accoglienza che mi ha riservato, che ci ha riservato. Io l'avevo messa in calendario come il sindaco già in precedenza, poi motivi di agenda, di affermarsi di problemi che non avevo consentito che venissimo, e ci molto piacere e con molto impegno riservare questa giornata qui a Cagliari. Abbiamo fatto una disamina, ringrazio anche i rappresentanti dell'autorità giudiziaria che adesso sono andati via, e abbiamo fatto una disamina molto approfondita dei problemi, anche di questo ringrazio il prefetto, insomma, che ho registrato che c'è una sinergia anche su questo territorio molto proficua, molto efficace tra gli apparati dello Stato, le articolazioni dello Stato e le amministrazioni territoriali. Un'analisi molto serena di situazioni, eventi, problemi. Abbiamo parlato di aver chiesto qualcuno di liquidazione agli amministratori, che qui registra numeri talvolta di una certa sensibilità. Abbiamo affrontato alcune versanti più recenti, insomma, di situazioni di carattere criminale che in qualche modo ci fanno riflettere su alcune dinamiche che esistono nel contesto territoriale. Si è parlato per esempio di assalti ai gruppi di portavalori con le modalità anche molto violente talvolta che avvengono, problemi di traffico, di narcotraffico, anche di produzione di stupefacenti qui sul territorio regionale. Insomma, un'analisi a 360 gradi che sono creato sia l'autorità giudiziaria, che ovviamente ci ha ritenuto per quello che giustamente alla riservatezza delle indagini, quando ci sono elementi riferibili alle indagini come si potesse dire, e abbiamo fatto anche un'analisi di contesto che si è riuscita che ha voluto portare il sindaco, e io ho anche detto e assicurato su quella che è l'attenzione che il governo pone nei confronti di Cagliari e della regione Sardegna, sia in termini di attenzioni generali, di quelli che saranno le dotazioni dei rinforzi anche di forze di polizia. Insomma, io credo oggi, quindi sono grato al sindaco, ringrazio il sindaco, oggi non è un punto di attitudine, anche di partenza, quindi ripeto, facciamo per questo, seguiamo la situazione sui vari territori, quindi affianco anche con la mia presenza delle prefetture che fanno questo lavoro, e confido di ritornare da qualche mese, di ragionare anche di qualche risultato tangibile prodotto anche da questa rinnovata attenzione che prestiamo al territorio. Non so se vuoi dire qualcosa. Io innanzitutto voglio ringraziare il Ministro, come ho detto, perché ha riservato la giusta attenzione alla nostra città, alla nostra isola, e questo l'ha portato in tutte le principali città italiane. Ci hanno già per motivi di agenda, come detto, l'incontro alla Sappada è stato riprogrammato nel mese di ottobre. Lo ringrazio anche per l'attenzione per la città di Cagliari e per le notizie legate al rinforzo degli organici delle forze dell'ordine, che sono fondamentali per poter garantire ovviamente il controllo del territorio, per poter garantire tutti gli interventi che sapete sulla città sono, e non solo sulla città, sono quanto mai necessari. Dico sulla città perché, essendo il centro più importante dell'isola, il centro più importante di questa porzione di territorio, è inevitabile che tutto si concentri qui a i fenomeni che sono più fastidiosi per la sicurezza e per la percezione di sicurezza dei cittadini. Dico altre due cose molto velocemente. Ho fatto presente anche che la situazione legata al fenomeno dell'immigrazione, dell'accoglienza sul territorio sardo e sulla città è arrivata a livello di saturazione. Siamo in oggettiva e grossa difficoltà, anche perché contrariamente a quello che succede in altre regioni dove c'è un flusso di passaggio dell'immigrazione, che ci si può spostare liberamente, chi arriva in Sardegna rimane qua, e molto spesso poi diventa elemento utile per magari chi si dedica all'attività di spaccio. Come sapete, il traffico di droga, come sapete, nella nostra isola, nel nostro territorio, sono abbastanza consistenti, e si lascia andare ad altri fenomeni di criminalità, che sono quelli che poi più contribuiscono a creare quella sensazione di insicurezza che in tanti ci dicono non essere, perché, lo voglio dire, anche nel corso di questi 4 anni della città di Cagliari, della provincia di Cagliari, dal punto di vista dei reati sono costantemente migliorati.
Ultimo aspetto, che tanto magari me lo chiederete, legato agli episodi della Malamutina, lo dico, io credo che nel corso di questi anni con la prefettura e con le forze dell'ordine è stato fatto un lavoro importante e si siano rinforzate le attività nel centro storico dove più questi fenomeni si realizzano. Purtroppo la quantità di persone in queste porzioni di territorio è tanta, molto spesso si ha la percezione che non ci sia una presenza da parte dello Stato, delle istituzioni della comunità. Questa presenza c'è, io credo che su certe cose anche le amministrazioni, la prefettura e le forze dell'ordine abbiano qualche cosa le mani legate, soprattutto sul fenomeno di quei negozianti che vengono all'H24, credo che sia necessario intervento a livello normativo per consentire una maggiore capacità di intervento alle istituzioni e alle forze dell'ordine. Prego. Se ci sono. Possiamo